Per gli Stati Uniti l'arresto di Edgar Zambrano, vicepresidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, è arbitrario, illegale e imperdonabile. Ci saranno conseguenze se non verrà immediatamente rilasciato, si legge in un tweet del Dipartimento di Stato. La denuncia si aggiunge a quella di molti paesi latinoamericani e dell'Europa. Si riferisce all'arresto di un importante politico di opposizione legato a Guaidó. Zambrano è stato fermato dalla polizia in auto vicino alla sede del Partito Azione Democratica. Si è rifiutato di scendere, così gli agenti del SEBIN, i servizi segreti, hanno usato una gru per portarlo nella loro sede a Caracas. I vertici del regime hanno annunciato l'arresto di altri 3 deputati accusati di aver partecipato al tentativo di sollevamento dell'esercito il 30 di aprile. Tornando agli Stati Uniti, il Washington Post rivela di un forte nervosismo di Trump verso John Bolton, il suo consigliere per la sicurezza nazionale. L'accusa sarebbe di aver dipinto come vicina alla cacciata di Maduro dal potere, a differenza dalla realtà. Ci riporta in Italia la politica.